E dall'autodromo sono risalita anch'io alla tenuta a Poggio Pollino, perché in effetti protagonista è tutto il territorio imolese, ma non solo, e i suoi produttori che raccontano veramente una storia antica ma che guarda al futuro, esattamente come fa il premio Ezio Pirazzini, coinvolgendo i ragazzi di tutte le scuole del comprensorio imolese, ma anche dando un'occhiata a Castel San Pietro e arrivando addirittura fino a Lugo. Bene, qui vedete attorno al tavolo molti dei protagonisti, sul tavolo altrettanti, perché ci sono prodotti e produzioni che rappresentano un pochino il mondo che ci accompagna in questi 10 anni. Abbiamo la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, che ci ha portato un sacco di prodotti, il miele Paradisi, frutti nella terra con le confetture, le noci di caci. E a proposito del mondo CIA e dei produttori, non possiamo non ricordare questa bellissima iniziativa, il Rosso Pirezio. Vedete l'effigie con il giornalista e il libro che ha scritto sull'autodromo di Ferrari. Si tratta di un sangiovese biologico dell'azienda agricola Giovannini che si trova sui colli imolesi. A proposito appunto di agricoltura, abbiamo tutto il mondo Agrimola che è qui rappresentato, e naturalmente abbiamo tutti gli amici dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia e il mondo non solo dello sport ma anche del giornalismo. Allora, io credo di aver raccontato tutto, eccetto il mondo CLAI che è qui rappresentato, anche perché qui Marino Pasquali i prodotti della CLAI li porta sempre su un vassoio. Noi li abbiamo lasciati intonsi perché quegli altri ce li siamo già foraggiati. Esatto, diciamo, confessiamolo. Però vediamo qui i salumi, i formaggi accompagnati da gnocco fritto e costicciata. Io direi, Elisabetta, che lascio il microfono a te e a Marino, perché la costicciata mi sembra perfetto per cominciare, benissimo. In realtà noi abbiamo cominciato appunto con gli antipasti, i primi, però la costicciata è una bandiera. Sì, assolutamente. Fin dalla nostra apertura la costicciata è sempre stato la nostra bandiera. La costra del maiale cotta intera e tagliata a tavola, come avete ben visto prima. Ovviamente adesso è quello che è rimasto. Ecco, perché è stato salvato con le unghie e coi denti, accolta da un'ovazione all'arrivo. Accolta da un'ovazione, come sempre succede, Ecco, però prima della costicciata ci dovevano essere, e Gabriella giustamente l'ha ricordato, è un momento difficile, noi facciamo festa, però per le campagne, per i produttori è davvero complicato, e dovevi prepararci i caprelletti, però manca la materia prima. Che cosa sono questi però caprelletti? Ce lo dici in due parole? Sì, sono curiosa. Sono cappelletti romagnoli, come voi sapete sono ripieni di formaggio e non di carne come quelli bolognesi. E dall'anno scorso ho iniziato a farli con solo ricotta di capra, per questo li ho ribattezzati caprelletti. Purtroppo da un mese a questa parte, perché ormai l'evento non è di ieri l'altro ma è di un mese che si sta portando avanti, è impossibile trovare materia prima. Speriamo si siano salvate le capre. Speriamo assolutamente. Volevo a questo punto, visti i caprelletti, che è questa innovazione, far intervenire proprio Andrea Stanzani, che rappresenta un momento dell'Accademia della Cucina che non è di questa vallata, è dell'altra, ma dato che abbiamo anche l'alberghiero Scappi di Castel San Pietro che partecipa ed è la sua vallata, i caprelletti non sarebbero mica una cattiva idea da proporre. Assolutamente, direi è un'ottima idea. Difatti adesso dovrò con Marino capire bene com'è questo, perché potrebbe essere anche di registrarla come stiamo registrando tanti piatti, tanti prodotti, col cappelletto romagnolo, con altri prodotti che stiamo anche facendo adesso. Abbiamo gli stianconi della nostra montagna che nessuno li conosceva, quindi potrebbe essere un'idea. Adesso mi informo con Marino, poi vediamo di trovare qualcosa. E poi vabbè, poi dopo ci sono i dolci, ma dopo ci arriveremo, insomma, così. Facciamo un pochino un giro su chi ci ha accompagnato? Sì, soprattutto direi di passare, visto che facciamo questa liaison autodromo, ragazzi che hanno fatto gli articoli e i video per il premio legato a campione di riferimento, campione basta, quindi come è stato sottolineato la cultura dello sport, direi di passare alla giuria
specializzata, quindi giornalisti. Quindi Beppe Tassi e Beppe Tassi, alla mia sinistra Beppe Tassi, Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino. Tu hai letto tantissimi lavori, tutti i lavori che erano davvero di alto livello, numerosi e di grande qualità. Secondo me anche migliori, cresciuti rispetto al passato. È stata un'idea solamente mia, che non faccio parte della giuria, però ho sbirciato. No, hai centrato, sono dei lavori assolutamente belli, profondi, e secondo me il tema era molto sentito, perché l'idea del campione, che è un po' di qualcosa, una percezione personale, qui si è unita nei ragazzi a un'idea di campione che va al di là del manifesto classico da tenere nella propria cameretta, ma è l'esempio a volte anche sociale, di integrazione, anche del fra virgolette diverso, o chi ha problemi. Non a caso Bebe Vio è stata la vincitrice dell'uno e dell'altro concorso, sia quello scritto sia della parte, diciamo, visiva. Però devo dire, i ragazzi hanno scovato delle personalità, delle umanità incredibili. A proposito di giuria, secondo me dovrebbe esserci Renato D'Ulisse da Roma alle colline. Allora, tra l'altro c'è stata veramente una partecipazione, come ormai oggi è il mondo, multietnico. Hanno citato campioni del Marocco, campioni dell'Iran, anche situazioni di fragilità, e quindi al di là del fatto che non c'è commozione nel giudizio, ma c'è valutazione oggettiva, questi lavori veramente hanno colpito fin nell'anima. Sicuramente questa edizione 10ª ormai è stata particolarmente apprezzabile per l'impegno dei ragazzi, degli insegnanti, per la sensibilità con la quale hanno affrontato un tema, diciamo così, particolarmente difficile. La cosa è stata molto bella, la partecipazione globale è stata veramente interessante e stimolante per quello che riguarda il futuro di questo premio, che coinvolge una struttura particolare come quella della scuola, la gioventù, il futuro, gli interessi dei ragazzi, con grande soddisfazione di tutti e con grandi risultati pratici per quello che riguarda lo sviluppo e la crescita della nostra gioventù, che è un po' bistrattata. Hai ragione, perché in effetti noi la riscopriamo, l'abbiamo riscoperta in questi giorni terribili dell'alluvione, ma l'abbiamo riscoperta anche attraverso il premio, perché situazioni di fragilità e tutto quanto. Allora, Renata Nosetto, voglio anche ricordare con Ondina Bassi, l'amico Graziano Bassi, che tanto si è impegnato per il mondo dello sport, perché in fondo il premio Pirazzini è un modo per celebrare, ma soprattutto ricordare e far capire che le radici sono un pezzo importante della nostra storia, anche se andiamo avanti, non ci areniamo. Allora, Renata, hai scoperto, o trovato o ritrovato una gioventù veramente eccezionale. Che non mi aspettavo, perché in genere in questo periodo si dice che i giovani non hanno più le basi come avevamo noi. Però anche una cosa che porta al tuo premio. Mio marito Roberto Nosetto diceva sempre: finché qualcuno ti ricorda non muori. Cosa sarebbe di Giulio Cesare, Annibale e tutta quella gente lì se non avessero scritto? Quindi il tuo premio serve a ricordare non un grande giornalista come era Ezio, anche simpatico e spiritoso, con Ferrari si facevano delle risate e delle litigate folli, però il fatto che i giovani adesso riscoprano il passato, secondo me sarà le basi per il loro futuro. È verissimo. Allora, Alessandro Parra insieme a Gabriele Accorsi era presente nel mondo Allianz Bank. Venite qua. Insomma, siamo molto contenti anche quest'anno di aver partecipato a questo evento che, diciamo, secondo me è molto utile per i giovani, molto utile per tutto il percorso di vita. Come magari più volte ho ricordato, anche io e il collega andiamo nelle scuole, portiamo il nostro mondo, ed è bello anche portare il mondo del giornalismo e dello sport nelle scuole. Allora, Gianfranco Bernardi, Moreno Grandi, allora, questi sono gli Azzurri d'Italia insieme all'altro gruppo che è dall'altra parte. Qui facciamo un po' di caos, ma vabbè.
la diretta è la diretta. Allora, sono loro che fin dall'inizio hanno voluto questo premio e sono loro che lavorano perché la cosa possa continuare anche oltre questa 10ª edizione, che davvero è stata super emozionante. Gianfranco Bernardi. Vedi, oggi il più bel regalo l'abbiamo fatto a Cerroni Nino, 96 anni, è stato un grande dirigente, amico di tuo padre, ha portato le più grandi corse dedicate al ciclismo a Imola. Io però non voglio parlare di noi perché questi sono tutti campioni, questi qui gli anni passano, ma ha vinto dei campionati nel nuoto, lui poi era uno spadaccino. Ma io un complimento lo voglio fare alla stampa locale, che in questo momento di difficoltà si ricorda sempre di questi personaggi. Dobbiamo sostenere la carta stampata, noi siamo molto attaccati e quindi quando vedo questa gente qui che è dall'altra parte, perché poi lui ad esempio, la sua famiglia ha perso tutto, 2 attività sono andate, eppure è qui per poter contare. Ha detto bene Nosetto, se non lasciamo qualcosa di scritto abbiamo finito. Ci sono stati degli elaborati che non scherzo, io non mi metto a piangere comunque, ci siamo emozionati. Quando addirittura uno racconta le avventure del nonno, cosa faceva, vuol dire che abbiamo scoperto qualche cosa. Lei mi dice non facciamo più i primi Soprassini, proprio con me che addirittura divento matto eccetera eccetera, ho detto no, prima i Soprassini va avanti, fino a che ce la facciamo va avanti. Ok, no, ma la mia era una buttata. Allora Moreno, con un Bernardi così, che cosa si può fare? Cosa si può dire? Sono 10 anni che siamo qua, adesso cerchiamo di fare l'11°, uno alla volta, perché se uno dice pensiamo fra 2 anni o 3 anni, potrebbero esserci dei problemi. Pensiamo di fare un anno alla volta, piano piano, poi si arriverà, è la filosofia dell'atleta. L'atleta non deve mai pensare a fare quello che deve fare il giorno dopo, così deve fare in quel momento, si prende il massimo della prestazione in quel momento e quindi uno riesce a fare questo e uno alla volta si arriverà a dei punti che oggi non ce lo potremmo neanche immaginare. No, è vero, anche perché ogni volta di anno in anno siamo veramente sconvolti da tutto quello che c'è. Allora, questi giornalisti sono stati ipercitati. Allora, io vorrei che parlaste nello stesso microfono insieme, ce la fate? Per molti di noi giornalisti giovani molesi è stato un esempio da seguire, no? Io di Ezio Pirazzini ricordo che è stato un giornalista secondo me innovativo, nel senso che lui è andato oltre spesso allo sport in sé, all'aspetto dell'avvenimento e dell'agonismo. Lui è stato il primo a metterci anche un pizzico di gossip all'interno delle sue storie e questo allora non era una cosa, magari qualcuno non l'apprezzava neanche tanto, però lui è stato capace, ha avuto il coraggio di farlo, secondo me è stato un giornalista innovatore ed è quindi a maggior ragione giusto continuare a ricordarlo con questa iniziativa straordinaria. Beh, io posso dirti che ho iniziato con Ezio Pirazzini, il primo servizio che ho fatto con Radio Imola, c'era Ezio che era già un grande per me, io lo guardavo dal basso all'alto, mi sembrava una cosa incredibile che mi avesse detto dai Bastard, ven con me, fare appunto un servizio con lui. Io avevo iniziato a scrivere per Stadio Corriere dello Sport, ti dico, ancora adesso lo penso, non ci credo. Per me è stata una cosa veramente incredibile, capito? Dire Ezio, ho fatto l'intervista al tal pilota, la vuoi? Sì, così mi risparmio del tempo. Per me è stato non un piacere ma veramente un onore. Allora, facciamo così, facciamo 2 flash legati alle immagini che rappresentano anche questo territorio, perché questo è un territorio di collina, un territorio fragile, un territorio vitato, un territorio coltivato, un territorio che rappresenta la nostra bella agricoltura. Ma adesso noi a poco ci andiamo a sedere tutti a tavola e da lì facciamo il brindisi finale dove potrete anche vedere il nostro sportello di redazione. Assolutamente sì, come sempre poi sopra in sovrimpressione vedete tutto. Ok. E quindi brindisi, intanto cin e cincione dopo. Esatto. Ragazzi, per Marino! Hip hip!
Salute A tutti voi. tutti voi. Evviva, evviva. Salute. Salute! In collaborazione con